Ben ritrovati in diretta a questo appuntamento con A Voi la Linea, nel quale approfondiremo il tema vaccini dopo lo stop precauzionale negli Stati Uniti a Johnson Johnson. Sentiremo per fare chiarezza l'infettivologo Massimo Crapis, ma parleremo anche della stagione turistica estiva con le richieste di Lignano Sabbiadoro in particolare, ma anche quelle della Federazione Campeggiatori che oggi incontra l'assessore Bini. Prima però parliamo del mondo aziendale, di economia. Ci colleghiamo in diretta con Paola Treppo per parlare di ASEM che ha un nuovo direttore generale, l'italo-americano Greg Nicoloso. Allora proprio dall'azienda di Artegna andiamo da Paola Treppo. Sì, eccoci Francesca, buongiorno a te, ai nostri telespettatori, e siamo proprio con Greg Nicoloso, italo-americano, nuovo direttore generale di ASEM. Siamo ad Artegna, in una zona, vedete, in una zona produttiva dell'azienda, e da lui chiederemo anzitutto che cosa produce questa importante realtà di eccellenza del nostro Friuli. Sì, buongiorno a tutti. Allora, la ASEM di fatto è molto verticalizzata nel settore dell'automazione industriale, produce quelli che sono HMI, HMI sta per interfaccia uomo-macchina, PC industriali e monitor industriali, che sono appunto volti all'automazione industriale, dove di fatto la ASEM, fondata nel 1979 a Buia, poi spostatasi ad Artegna a metà degli anni 2000, diciamo è un player, il player numero uno in Italia. Quindi ecco, questi sono, diciamo, i prodotti che sono assolutamente high tech, quindi molto spinti sul fronte tecnologico, sui quali ci focalizziamo e ci focalizzeremo in futuro. Un'azienda nata da una famiglia buiese che si è trasferita appunto poi, come diceva appunto il nuovo direttore generale, qui ad Artegna, che dà lavoro a un gran numero di persone, che è diventata da azienda familiare ad azienda internazionale. Di fatto oggi l'ASEM conta 219 dipendenti, quindi una realtà molto importante per il nostro territorio, società che è stata venduta nel 2020 alla Rockwell Automation, che è un colosso americano che conta 23.000 dipendenti con circa 6 miliardi e 700 milioni di dollari di fatturato. Quindi oggi la ASEM fa parte della famiglia Rockwell, però è assoluta volontà sia della Rockwell che poi ovviamente noi qui localmente di mantenere il cuore, l'anima e la visione di ASEM. Rockwell ha acquisito questa società proprio perché in questa società vuole investire, vuole crescere. Sono già stati fatti dei piani di investimento importanti che oggi si contano sui 4 milioni di euro che verranno investiti proprio qui ad Artegna, sia sugli impianti, sul personale, sugli strumenti, sia quelli fisici che quelli virtuali, quindi con sicuramente un futuro assolutamente ambizioso, quindi di grande crescita, per portare avanti poi il progetto ASEM che è stato fondato nel 79 dalla famiglia Guerra. Ecco, Greg Nicoloso, a lui chiediamo quali sono, ce l'ha già accennato, ma insomma gli obiettivi per questa importante azienda. Assolutamente, l'ASEM di suo vuole crescere, l'ASEM come azienda all'interno della famiglia Rockwell vuole crescere, quindi per noi adesso è imperativo creare una piattaforma solida per volgere a una crescita esponenziale, sia in termini di fatturato che poi in termini di risorse. Quindi, come dicevo prima, gli investimenti che verranno fatti sono proprio volti ad abilitare questa crescita, guardando a mercati nuovi, quindi extra Italia, anche se oggi l'ASEM si interfaccia già bene in mercati come la Germania, Svizzera ed Austria. Adesso andremo a guardare anche mercati che sono, diciamo, più lontani, quindi quello che può essere il Far East, quello che può essere l'India, il Nord Europa, Francia, Spagna, dove in modo incisivo andremo a fare delle attività proprio per espandere la nostra crescita. Inoltre c'è da dire che la Rockwell, avendo 5.000 commerciali nel mondo, noi avremo accesso anche a questi commerciali per ulteriormente accelerare questa crescita che ci siamo preposti per il futuro. Ecco, passando da un reparto all'altro, qui a ASEM, ad Artegna, abbiamo visto tanti giovani al lavoro.
Assolutamente, noi puntiamo molto sui giovani, di fatto per me l'azienda deve crescere guardando al futuro, il futuro è dei giovani, adesso cominceremo anche delle attività concrete presso gli Atenei di Udine, Trieste, Padova e anche più in là, così come gli istituti industriali a Udine e comunque nelle altre province friulane, quindi per puntare sui giovani. E allora ringraziamo il nuovo direttore generale di ASEM, Greg Nicoloso, per la sua disponibilità. Un bocca al lupo a tutto lo staff. E qui Francesca da Artegna, ti restituisco la linea. Grazie a Paola Trepo. Come avevo anticipato, abbiamo fatto un approfondimento sul tema vaccini, perché ovviamente la campagna vaccinale italiana non solo attende notizie sul Johnson & Johnson, il siero la cui distribuzione è stata bloccata, sospesa precauzionalmente negli Stati Uniti, dopo che si sono verificati alcuni rari casi di trombosi. A fare chiarezza per noi è l'infettivologo Massimo Crapis, che ci spiega come si sta ripetendo di fatto la situazione vista con AstraZeneca, ma sottolinea anche come il rischio di trombosi post vaccino sia di poche unità su milione, mentre i casi di contagio vedono una possibilità di 165.000 volte su 1 milione. Il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson, che avrebbe dovuto arrivare domani anche nella nostra regione, invece è bloccato. Gli Stati Uniti hanno fermato, diciamo, la distribuzione e l'EMA prende tempo. Sembra di rivedere un po' il film visto con AstraZeneca. Di questo parliamo con il dottor Massimo Crapis, responsabile delle malattie infettive dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Allora, dottor Crapis, che cosa dobbiamo attenderci da questo vaccino? Che vaccino è? E perché sta succedendo questo? Sì, partirei con lo spiegare che Johnson & Johnson, diciamo Janssen per essere precisi, che poi fa parte della Johnson & Johnson, è un vaccino che utilizza la stessa piattaforma, si dice in termine tecnico, rispetto come AstraZeneca, quindi hanno il vettore virale, un adenovirus che veicola all'interno della cellula il materiale genetico per la produzione della proteina S e quindi poi stimolare la produzione di anticorpi. Quindi meccanismo molto simile. Gli adenovirus utilizzati sono diversi, la quantità è diversa e questo fa sì che Johnson & Johnson è utilizzabile in monosomministrazione, in monodose, cioè un'unica somministrazione, non servono le 2 dosi, è uno dei pochi e in Italia sarebbe il primo, sarà il primo quando arriverà. Film già visto, ha detto lei, molto bene, effettivamente diciamo che in termini positivi dobbiamo dire che esiste una farmacovigilanza, una farmacosorveglianza molto efficace e quindi giustamente nel momento in cui ci sono degli effetti collaterali vengono subito diciamo allertati gli organismi preposti per cercare di decidere al meglio. Dall'altra parte però, come per AstraZeneca, i casi che sono stati segnalati, che sono sempre diciamo inerenti la ipercoagulabilità del sangue, quindi l'eventuale trombosi, risultano ancora assolutamente minimi in termini di numero di casi. E diciamo, a supporto di questo voglio fare un esempio, perché secondo me rischiamo, guardando solo una parte del problema, quindi focalizzando l'attenzione solo sugli effetti collaterali del vaccino, perdiamo poi di vista quello che è la sostanza reale delle cose. Per diciamo AstraZeneca, e si delinea un po' la stessa cosa per Johnson & Johnson, si sono stati identificati 5 casi su 1 milione di trombosi. Però facciamo il parallelismo sul fatto che il rischio di trombosi per chi assume contraccettivi orali, la pillola per capirsi, è 1000 su 1 milione, per chi fuma è 1500 su 1 milione, per chi ha l'infezione da Covid. Dobbiamo sempre tenere in considerazione, quando parliamo del vaccino, che cosa stiamo cercando di evitare. Evitiamo l'infezione da Covid, 165.000 casi su 1 milione. Quindi parliamo di un'infezione che determina un rischio di trombosi nettamente elevata. Quindi se mettiamo insieme questi numeri, facciamo capire che in realtà, per quanto possa esserci, e questo ormai direi che lo possiamo dare per assodato, possa esserci un rischio molto molto minimo, molto basso di trombosi legata alla vaccinazione, è nettamente inferiore rispetto a cose, diciamo, che non vengono considerate particolarmente rischiose nella vita di tutti i giorni, oppure all'infezione da Covid. E questa è la cosa ancora più importante, perché, ripeto, noi andiamo a cercare di profilassare. Quindi
Vogliamo vederla in termini pragmatici? Facendo il vaccino evitiamo l'infezione e quindi riduciamo di molto la probabilità di andare incontro ai eventi trombotici. Non arriviamo a 0, però arriviamo ad uno 0,0005 rispetto invece al 16% che avviene nell'infezione da Covid. Che cosa succederà secondo lei col vaccino Johnson & Johnson? Io credo che succederà quello che è successo con AstraZeneca, cioè l'EMA giustamente farà le sue indagini basandosi anche su quello che sta adesso facendo l'FDA in America, si andrà a vedere effettivamente che i numeri sono bassi, che quindi il beneficio è nettamente più alto rispetto al rischio che si può correre facendo la vaccinazione e quindi venga reintrodotto. Poi in base a quelli che saranno i dati, e questi ovviamente io non li conosco quindi non posso esprimermi da questo punto di vista, può essere che ci siano delle preferenze di indicazione, che non vuole dire controindicazioni dove non c'è la preferenza, però preferenze di indicazione in base all'età. Per esempio con AstraZeneca c'è stato che è sopra i 60 anni, perché si è visto che quei pochissimi casi di trombosi però non tutti in persone sotto i 55 anni e quindi diciamo che andando a portarli oltre i 60 anni il rapporto rischio-beneficio è nettamente ancora più a favore del beneficio sopra i 60 anni. Noi ora andiamo in pubblicità, una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Voi la Linea. Parliamo di stagione turistica estiva. Da Lignano, dal sindaco Luca Fanotto, arriva una richiesta: aprirla a maggio anziché il 2 giugno. E poi Fanotto dice no alle isole Covid-free e dà invece sostegno alla richiesta degli operatori turistici di essere messi subito in sicurezza con la campagna vaccinale. In questo momento noi non abbiamo ricevuto delle regole, le regole per quanto ci riguarda sono quelle del protocollo Stato-Regioni dell'anno scorso e infatti gli operatori turistici si stanno organizzando e stanno allestendo la Renile, quindi sono i lavori preparatori proprio per l'apertura della stagione sulla base di quelle regole che ci auguriamo non vengano cambiate quest'anno perché altrimenti chiaramente ci sarebbe un'ulteriore difficoltà nel riorganizzare tutte quante le aziende. Il problema è che il contesto nel quale dobbiamo lavorare risulta ancora molto frammentario e particolarmente incerto. Si è parlato dell'apertura della prossima stagione turistica balneare per il 2 di giugno, io mi auguro invece che questa apertura venga anticipata a maggio, perché altrimenti ci sarebbe un rilevante danno nei confronti degli operatori economici delle località balneari che andrebbero a perdere le festività austriache e tedesche dell'Ascensione, del Corpus Domini e della Pentecoste, che invece risultano essere delle date già fortemente prenotate da parte del turismo straniero e quindi è chiaro che questo si riverbererebbe poi complessivamente sul fatturato complessivo annuo degli operatori economici. Mi piacerebbe che a livello nazionale si parlasse un linguaggio unitario e comune, perché già questa cosa delle zone rosse, gialle e arancioni, che capisco siano legate necessariamente al controllo della curva epidemica, ma sotto un profilo turistico spero vengano superate per la stagione estiva, perché altrimenti sarà molto difficile lavorare in queste condizioni, anche veicolando un messaggio di sicurezza sanitaria e di approccio positivo al turista, che altrimenti non viene né dal territorio nazionale ma soprattutto da quello straniero, e noi abbiamo bisogno di lavorare soprattutto anche con gli stranieri. Turismo in allarme, vaccinate i nostri addetti, tamponi negli hotel, strategie queste per rispondere alla concorrenza dall'estero, cosa ne pensa? Ma io sono d'accordo, chiaramente dico, gli operatori di fronte alla carenza di risposte da parte delle istituzioni nazionali cercano di attrezzarsi formulando loro delle soluzioni. È chiaro che tutte quelle misure di prevenzione e di garanzia nei confronti degli ospiti di una struttura alberghiera sono ben viste, e quindi chiaro che se il governo non si attrezza, si attrezzeranno gli operatori, purché ne abbiano la possibilità. Certo. Anche l'idea di vaccinare ovviamente coloro che lavorano nel settore turistico è un messaggio
soprattutto di carattere economico, ma anche legato alla sicurezza e alla necessità proprio di lanciare questo tipo di messaggio. C'è un turismo che, ad esempio, in zona gialla, se non fosse però per il coprifuoco, potrebbe partire prima degli altri. Si tratta del turismo itinerante, quello di fatto in campeggi e aree di sosta. Oggi l'associazione, la Fede Campeggiatori, incontra l'assessore regionale Bini per chiedere di entrare a far parte della conferenza del turismo regionale, ma anche per parlare delle aree di sosta. La regione da questo punto di vista non è ancora, il Friuli Venezia Giulia non è ancora abbastanza attrezzato, sono poche, distribuite soprattutto sulla costa e a volte sono poco più di un parcheggio. Uno degli obiettivi principali è quello di fare in modo che diciamo, questa federazione possa entrare nella commissione turismo regionale per poter dare il nostro contributo sostanzialmente a livello turistico, perché la nostra, diciamo, categoria, chiamiamola così, è molto importante e genera dei flussi turistici di notevole interesse. In particolar modo in questo momento di pandemia l'utilizzo dei mezzi che noi abbiamo a disposizione, che sono i camper o le roulotte, danno la maggiore garanzia di distanziamento, cioè è come se ci spostassimo, siamo in casa e ci spostiamo la casa, no? Dall'anno scorso, quindi diciamo dall'estate dell'anno scorso, c'è stato un notevole aumento e di interesse in questa tipologia di turismo, in questo modo di fare il turismo, appunto perché ci dà appunto tutta una garanzia di distanziamento, in quanto la famiglia, che normalmente sono coloro che viaggiano sostanzialmente con questi mezzi, sta dentro la propria casa sostanzialmente, quindi ha anche pochi minimi incontri con le altre persone, fermo restando che nelle zone in cui si parcheggia, che sono i campeggi e le aree di sosta, anche lì viene mantenuto sostanzialmente il distanziamento tra un mezzo e l'altro, e dove ci sono dei servizi, ci sono sostanzialmente, in particolar modo nei campeggi, c'è già il gestore del campeggio che si occupa del flusso nell'ambito del campeggio, nell'ambito delle regole di distanziamento previste. La regione è attrezzata, il Friuli Venezia Giulia è abbastanza attrezzato per ricevere questo tipo di turismo o ancora no? Che cosa si può fare? Ma allora le dirò, per quanto riguarda, diciamo, ci sono due tipologie di servizi. I campeggi sono presenti prevalentemente sulla costa e pochissimi nella zona montana, e nella zona intermedia, tipo la zona collinare, praticamente non esistono. Poi c'è l'altro che riguarda le aree di sosta. In regione ce ne sono una 60, però sono di basso livello, okay, nel senso che mediamente sono come fossero dei parcheggi, quindi non sono statamente gestite, sono prodotte, sono realizzate prevalentemente dai comuni, però non c'è un'adeguata gestione dell'ambito, e per cui tante volte si trovano anche delle situazioni non gradevoli, chiamiamolo così. Diciamo che è un turismo che nel momento in cui sono permessi gli spostamenti fondamentalmente non ha bisogno, cioè potrebbe partire prima di tutti gli altri, questo è il mio concetto. Certamente. Ecco, il problema attuale è che chiaramente zona rossa non se ne parla, ma zona arancione e zona gialla permetterebbe comunque di spostarsi nell'ambito al di fuori del comune e così via, quindi di sostare come minimo nell'ambito regionale. Uno dei problemi in questo momento è il blocco dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, per cui se io come camper mi trovo al di fuori, per esempio sto parcheggiando non in un'area, non in un campeggio, né in un'area registrata, io praticamente sono in viaggio, per cui non è considerata come una seconda casa, come vorremmo tutto sommato che fosse, no? Perché di fatto è così, e quindi noi siamo, questo è il nostro
problema, per cui siamo anche bloccati in questo momento perché i campeggi sono chiusi. Aree di sosta sì, ci sono, però il livello regionale non è molto elevato e quindi non è gestito. E in più il coprifuoco. Esatto, durante il coprifuoco. Il problema è quello, se non ci fosse il coprifuoco noi potremmo girare tranquillamente. E chiudiamo questo appuntamento con A Voi la Linea con un altro collegamento in diretta. Torniamo da Paola Treppo ad Artegna davanti alla chiesa di San Martino. Sì, eccoci Francesca, ci siamo spostati nel cuore, nel capoluogo di Artegna con il parroco Don Ivo Belfio, parroco qua ad Artegna da 18 anni per parlare di una delle bellezze di questa zona poco conosciuta. Per la verità la chiesa di San Martino, che è la chiesa storica, si trova sulla sommità del colle qui sopra di noi. È una chiesa che grazie ai volontari Don Ivo finalmente si può visitare la domenica. La domenica pomeriggio, ma anche la mattina, comunque l'orario viene esposto e possono accedere tutti e c'è anche una persona qualificata a spiegare gli affreschi e le cose d'arte che contiene. Ecco, la chiesa è stata restaurata da poco. Restaurata da poco dalle Belle Arti, che è intervenuta per rifare il tetto soprattutto e metterla in sicurezza. Ecco, è una chiesa che naturalmente adesso che siamo in zona arancione possono visitare anche la domenica, sempre con queste visite guidate tutto in sicurezza, gli artegnesi, ma naturalmente nel momento in cui scatterà la zona gialla si potrà da tutto il Friuli venire a visitare questa chiesa che è veramente particolare e vicino sorge anche il castello. Castello che è Castelletto dei Savognani, no? E dove il comune ha ristrutturato un po' tutto, è messo a nuovo ed è una vista panoramica splendida, perché il colle di San Martino è un vero colle, non è uno stacco della montagna, no, del Fayette, ma è veramente un colle a sé stante e dà una visione del Friuli, della pianura di Osoppo e di tutte le montagne, ecco, che lo circondano, veramente splendida, soprattutto se è bel tempo. Ecco, la scala che abbiamo qui alla nostra sinistra è uno dei punti di accesso, si arriva anche a quella che è la chiesa, che poi è diventata la Pieve, si raggiunge la chiesa di San Martino, più in basso il castello, si può accedere anche da un altro punto del paese, una passeggiata panoramica. Tra l'altro gli archeologi da poco hanno messo in luce anche i resti di un importante sito. Che era un castrum, no? Romano, dove affluivano le due strade, una da Concordia, Sagittaria e l'altra da Aquileia. E ad Artegna si univano, per cui c'è stata sempre una certa rivalità tra Artegna e Gemona, perché qui c'era il passaggio per il fatto che si entrava sulla strada per arrivare sulla strada Iulium Carnicum, no? E che qui le due strade confluivano e portavano su a Gemona, quindi a Venzone, e poi per la valle del But, su nel Norico. Esatto, nel Norico, quindi è veramente una zona molto interessante, come dicevo prima, poco nota, tutta da scoprire. Questo colle ha tantissime cose, a partire dalla chiesa di San Martino e il castelletto. I resti archeologici messi in luce tra l'altro dall'archeologo Luca Villa, che salutiamo. Ringraziamo Don Ivo Belfio, un conoscitore del suo territorio, per la sua disponibilità, per il suo tempo, e qui sempre da Artegna. Francesca, ti restituisco la linea. Grazie a Paola Treppo, noi siamo ai saluti, a voi la linea torna domani sempre alle 12:45, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.